Ecco, abbiamo cominciato così insomma, cercando di trattare un argomento importante con la comicità dissacrante di Checco Zalone in Una bella giornata, lo vedete, lo avete visto, insomma, come affronta a suo modo. Noi invece oggi ci occupiamo di quello che è il gioco d'azzardo patologico, e questo perché? Perché la Sicilia è risultata essere la prima regione in Italia per gioco d'azzardo online, quindi anche questo un dato che la dice lunga su quella che è la situazione appunto regionale, un dato allarmante anche perché se si considera che sempre più giovani riescono a entrare in questi circuiti e poi entrare anche nel vortice della dipendenza. Dipendenza da gioco, dicevamo, cercheremo questo pomeriggio di capirne di più e soprattutto di vedere quali sono gli strumenti per poter uscire e guarire. Per questo ringrazio della presenza questo pomeriggio con noi della dottoressa Carmela Murè, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Enna, nonché direttore dell'unità operativa complessa delle dipendenze e patologie. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Do il benvenuto anche alla dottoressa Maria Assunta Spinelli, che è una psichiatra e che si occupa anche lei di dipendenze patologiche da gioco d'azzardo. Buon pomeriggio. E do anche il benvenuto alla dottoressa Maria Ferrara, che è una psicoterapeuta. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie. Dunque, comincerei da lei, dottoressa Murè, perché a Enna esiste il primo centro pubblico, dunque l'ASP, che appunto si occupa di queste patologie che ora appunto ci spiegherà meglio lei, sono ritenute ormai una vera e propria patologia, e quindi è diventato un punto di riferimento, lo diciamo per dovere di cronaca, anche a Trapani dovrebbe appunto aprirsi un altro centro che quindi potrebbe essere anche una possibilità anche di guarigione, di attenzione per la Sicilia occidentale, mentre invece per la Sicilia orientale e in questo momento per tutta la Sicilia, appunto Enna, è stato inaugurato questo centro. Dunque, dottoressa Murè, ci spiega un po' di che si tratta e soprattutto la genesi di questa iniziativa intanto. Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito che ci dà la possibilità di parlare di quello che, come giustamente diceva lei e in modo un po' dissacrante Checco Zalone nella scena che avete fatto vedere, è diventato negli ultimi anni un problema sociale emergente. Si parla che nel periodo post pandemia c'è stato un aumento delle scommesse e quindi di chi gioca che va dal 21 al 23%, con un aumento notevole negli over 60 e negli under 19. Ovviamente da queste statistiche dobbiamo considerare che molto spesso molti dei giochi online sfuggono a queste statistiche. Quindi è un problema veramente emergente e di una certa importanza. Proprio per questo la Regione, recependo quella che era una richiesta sociale piuttosto evidente, con il DA 156 del febbraio del 2020 ha approvato il piano regionale 2018-19 sul GAP, dove venivano indicate diverse azioni di natura preventiva che comunque noi nel nostra ASP stiamo facendo con diversi progetti, per cui siamo presenti nelle scuole, in tutte le scuole della provincia e in tutto il territorio, in modo particolare nelle diocesi che gratuitamente ci hanno messo a disposizione dei locali. Ma tra gli obiettivi specifici prevedeva la realizzazione e la creazione di 2 centri per il GAP, che come ha ben detto lei sono state previste nelle aree dell'ASP di Trapani per la zona occidentale e ad Enna per la zona orientale. Seguendo queste indicazioni e le somme che ci sono state date, la mia unità operativa ha predisposto tutte quelle che erano i passaggi e ovviamente gli obiettivi e la realizzazione del centro, che è stato inaugurato a luglio e che in questo momento è l'unico e il primo centro pubblico sul gioco patologico. A chi si rivolge? Cioè, chi viene? Chi accede a questo centro? Chi ha questo problema? Intanto mi premeva dire prima di questo che all'interno del centro abbiamo previsto anche un avvocato per aiutare e supportare
tutti gli utenti che si trovano in difficoltà da sovraindebitamento. Bene, quindi questo è certo. molto importante, facendo riferimento alla legge 3 del 2012. E chi si può rivolgere? Si può rivolgere chiunque, basta che si rivolga al proprio SERD di appartenenza. Il case manager, il medico che lo segue, realizzerà per lui un PT, un piano terapeutico individualizzato. Basterà chiamare i colleghi che fanno parte del GAP, del centro GAP che si chiama La Tela, e loro prenderanno in carico l'utente, faranno una fase iniziale di assessment e creeranno su di lui un percorso individualizzato. Il centro prevede... mi scusi, è un accesso anche gratuito, come tutta la salute mentale? Sì, è un accesso gratuito che non costa nulla ai SERD invianti, perché la Regione ha previsto i costi all'interno del centro. Bene, quindi insomma, certo. È una cosa molto, molto importante. Vi sono dei posti sia residenziali che semi-residenziali. A questo punto interpellerei la dottoressa Spinelli. Scusi, dottoressa, posso interromperla? Dica. Volevo semplicemente concludere dicendo che il nostro dipartimento sarà presente il 26 sabato all'Expo Medicina nello stand dell'ASP di Enna, per dare informazione su tutte le iniziative e le attività del nostro dipartimento. Bene, insomma, questo poi anche, mi pare anche giusto pubblicizzare un po' le vostre attività. L'avremmo comunque avuto anche il tempo di farlo un po' più avanti. Dottoressa Spinelli, chiedo a lei invece la prima fase diagnostica e soprattutto dal punto di vista esperienziale, le storie che si incontrano, perché voi ovviamente siete degli specialisti e quindi avete anche un approccio ovviamente del tutto scientifico, no? Alla materia, però nello stesso tempo c'è anche un vissuto che voi incontrate. Sicuramente. Non tutti i giocatori sono uguali e non per tutti il gioco d'azzardo ha la stessa valenza. Noi sappiamo che i giocatori d'azzardo sono delle persone che hanno una complessità di vita, che è una complessità di individui, nel senso che vengono fuori da storie personali, da biologie diverse, da ambienti diversi, da culture o sottoculture diverse, hanno vissuto traumi, hanno vissuto situazioni più o meno stressanti o no, e comunque ogni persona rappresenta un mondo molto particolare. Infatti la diagnosi di gioco d'azzardo patologico potrebbe non sembrare difficile, ma in effetti noi sappiamo che in Italia 18 milioni di persone giocano e solo 1,5 milioni soffre di gioco d'azzardo patologico. Infatti, l'assessment per una diagnosi corretta parte dall'individuazione di quella soglia che stabilisce che cos'è normale, che cos'è patologico. Certo. Noi ci serviamo ovviamente di criteri scientifici che si basano soprattutto, ed è questo l'elemento, lo strumento maggiormente utilizzato per diagnosticare, che è il DSM-5, che ha stabilito che il gioco d'azzardo è un disturbo, ha stabilito anche quali sono i criteri a cui dobbiamo attenerci per stabilire se il gioco d'azzardo c'è, e nel momento che il gioco d'azzardo c'è, stabilire anche la dimensione, perché può essere un gioco d'azzardo lieve, può essere moderato, può essere grave, in base alla presenza del numero dei criteri. E questi criteri sono fondamentali perché si rifanno, se vogliamo, alla storia clinica del paziente, che noi raccogliamo in modo attento alla prima osservazione, alla prima visita, perché dobbiamo capire qual è stato il momento in cui si è avviato il gioco e quali sono quegli elementi che lo hanno mantenuto. Ecco, questo per noi è fondamentale, rintracciare. Le volevo chiedere se... però anche questo prevede ovviamente una terapia farmacologica, ci sarà anche un intervento, un'azione anche di questo tipo che riguarda proprio voi medici?
Allora, nel momento della valutazione clinica, tra gli elementi che andiamo a valutare è se c'è comorbilità, cioè significa se accanto al gioco d'azzardo patologico, che è già un grave disturbo, perché ha tutte le caratteristiche di una dipendenza, anche se non ha la sostanza, con tutta la tolleranza e l'astinenza tipica di una dipendenza, andiamo a valutare se ci sono anche altri elementi patologici di tipo anche psichiatrico, come può essere una depressione, l'ansia. In quei casi è chiaro che un aiuto farmacologico può essere utile, ma non sempre si presentano delle persone che abbiano questa comorbilità. A questo volte punto... il gap, Sì, no, andiamo per completezza, così magari facciamo un altro giro, perché purtroppo poi il tempo vola e non riusciamo a dare la parola a tutti. Dottoressa La Ferrara, lei invece è una psicoterapeuta, dunque è il momento nel quale veramente si inizia anche un rapporto diretto e, come dire, senza barriere, no? Di chi viene a chiedere aiuto, perché poi di fatto chi viene, cioè qual è l'identikit della persona, se la può tracciare o se si può tracciare oppure cambia, come ci diceva la dottoressa Spinelli. Ovviamente ognuno poi si porta dietro il proprio vissuto, la propria storia, i propri errori, le proprie anche difficoltà insomma, ecco, cosa accade quando poi arriva da lei qualcuno di chi vuole appunto uscire da questa dipendenza? Allora, nel nostro centro e dell'esperienza che stiamo facendo al momento nel settore, arriva da noi di identificare e tracciare un identikit del giocatore patologico non è cosa semplice, per quanto potrebbe anche sembrarlo, perché chi è affetto da un disturbo da gioco d'azzardo patologico in realtà ha una vera e propria dipendenza che diversamente dalle dipendenze da sostanze piuttosto che da alcol è una dipendenza di tipo comportamentale e spesso accade che non è facile né diagnosticarla, perché molto difficilmente e raramente arrivano da noi il giocatore d'azzardo puro, no? Quindi ci sono diverse sfaccettature, ma noi ci affidiamo e ci lasciamo guidare, oltre che dall'esperienza clinica, anche e soprattutto dalle linee guida nazionali e dalle ricerche degli ultimi studi statistici che ci permettono proprio di rilevare con più e definire meglio quali sono le caratteristiche predominanti. Intanto una differenza molto importante va fatta riguarda le due generazioni. Abbiamo la generazione degli under 19, quindi la generazione Z dei giovani, che purtroppo negli ultimi anni c'è stato un incremento molto importante di gioco d'azzardo, e la generazione, diciamo, la silver age, che è degli over 65, in cui c'è un incremento molto importante, soprattutto negli ultimi anni, anche è stato dimostrato a seguito della pandemia da Covid. Ecco, che cosa spinge una persona a giocare? È spinto sicuramente da una disregolazione emotiva, da un discontrollo degli impulsi, dall'incapacità di tollerare quella che può essere una frustrazione alla noia. Infatti non a caso, per esempio, tra gli over 65 ritroviamo molte persone che sono andati da poco in pensione, o tra i giovani la difficoltà proprio a tollerare la noia. Ecco, un lavoro molto importante si sta facendo attraverso i centri GAP, ma che sono di tipo, le equip sono di tipo multidisciplinari, perché proprio la problematica del gioco d'azzardo è di tipo multifattoriale. A proposito dei giovani, lei diceva che questo fenomeno è sempre in evoluzione e comunque in crescita. Ci sono anche molti fenomeni che riguardano, molti casi che riguardano, mi sente? Riguardano i giovani che si ritirano, un ritiro sociale di questi giovani che stanno sempre più a casa, sempre più dipendenti dal giovani, scusi? C'è un ritiro sociale dei giovani che invece è il momento. Sì, assolutamente sì. Quindi voi rilevate questo? Sociale. Sì, assolutamente, c'è un ritiro sociale e cercano anche di compensare quel senso di frustrazione e spesso anche di solitudine, perché spesso i ragazzi, ma non solo i ragazzi, il giocatore d'azzardo, quindi il vero giocatore d'azzardo, ha delle ripercussioni. C'è qualche problema di collegamento con la dottoressa
la Ferrara mi dispiace, anche perché abbiamo... psichiatrico. Ecco. Infatti dobbiamo anche, possiamo attenzionare dalla nostra esperienza clinica che spesso c'è una comorbidità ed non è semplice, scontato fare una diagnosi differenziale, perché bisogna capire che cosa prevale, prima un disturbo psichiatrico o un disturbo psichiatrico indotto da questa forma di dipendenza, perché è molto difficile da capire. Certo, perché il giocatore d'azzardo, a differenza possibilmente di chi ha un disturbo da dipendenza da sostanze, lo camuffa molto bene, come chi ha un disturbo di dipendenza tendono anche spesso a mentire, Certo. tendono a mentire, a cercare di camuffare delle situazioni che poi alla fine non riescono più a gestire, perché o si indebitano o hanno problemi in famiglia, al lavoro, e da qui poi scaturiscono diverse problematiche anche di natura psicologica e psichiatrica, come un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, un disturbo ossessivo, un disturbo convulsivo, che è tipico, che noi ritroviamo nella clinica del giocatore d'azzardo patologico, perché ha questa necessità, ha questo bisogno che non riesce a gestire. Ovviamente, e proprio per questo appunto diventa patologico. Di questi pazienti è multidisciplinare. Una differenza per esempio va fatta tra gli uomini e le donne. Certo. Le statistiche ci dicono, e lo conferma la clinica, che gli uomini sono cioè è un maggior numero di genere maschile, il genere maschile che gioca rispetto alla donna. E anche le modalità del gioco sono molto diverse, quindi in questo momento è molto importante fare prevenzione primaria. Assolutamente. E sensibilizzazione. Grazie per il suo intervento e soprattutto per la sua attività, perché appunto lo psicoterapeuta è sicuramente un anello della catena che riesce poi a essere anche decisiva per uscire fuori appunto e guarire. E noi ci fermiamo, una brevissima pausa. Eccoci in studio, ci stiamo occupando oggi di gioco d'azzardo patologico. Dottoressa Murè, è arrivato un messaggio di un nostro telespettatore che dice: intanto continuano ad aprire sale da gioco e le persone sembrano affollare sempre più questi luoghi. E dunque per voi anche un campanello, insomma, questo è una cosa che si rileva, però voglio dire, anche per voi ha un significato, no? Sì, ha un significato, anche se di fatto i decreti attuativi indicano molto bene quelli che sono le caratteristiche, dove aprire una sala da gioco, con quale caratteristiche, che deve essere lontana da siti scolastici e quant'altro. Nel nostro distretto, nella nostra provincia, però io so solo del comune di Regalbuto, comune virtuoso, che ha attuato proprio un protocollo d'intesa per l'apertura e la limitazione facendo riferimento alla legge. Questo purtroppo prescinde da quelle che sono il nostro potere, non possiamo controllarle. Noi quello che possiamo fare però è la prevenzione, ed è quello che stiamo cercando di fare per creare nelle nuove generazioni una nuova modalità cognitiva. E lo facciamo nelle scuole di tutta la provincia e di ogni ordine e grado. E cosa vi chiedono quando andate nelle scuole? Cosa vi chiedono? Qual è la risposta dei giovani? Curiosità, oppure dicono sì, in effetti io vedo mio nonno che ogni giorno va a comprare il gratta e vinci, insomma, poi scendendo nella quotidianità. Perfetto, grazie di questa domanda. Cioè, quello che percepiamo è che ancora non c'è una reale consapevolezza che il gioco è un problema. Lo vivono come se fosse una cosa normale. È normale comprare un gratta e vinci, è normale quando fanno i compleanni regalare i gratta e vinci. Non riescono a capire che il gioco deve avere un limite. Quello che diceva la dottoressa Spinelli, c'è un limite che può essere fisiologico, che nel momento stesso in cui il soggetto perde il controllo diventa patologico. Quindi cerchiamo di fare capire che ci sono delle condotte di gioco che sono errate. Di contro siccome abbiamo dei numeri dedicati proprio sul GAP e il centro d'ascolto, abbiamo diverse richieste di aiuto e di intervento che vengono dalle famiglie che ormai si trovano in condizioni di sovraindebitamento. Ancora però quello che... Sì, dica. Scusi. Quello che... No, quello che ancora manca è una percezione del soggetto, dell'utente affetto da gioco patologico, a riconoscere che da solo non riesce a controllare il gioco.
Ok, questo è molto importante. Chiedo e do il benvenuto a Giovanni Speciale, che è il dottore Giovanni Speciale, uno psichiatra. Tra l'altro lei lavora anche in questo centro La Vela, quindi un centro anche che voglio dire, ha contatto diretto e accoglie. Ovviamente. Pronto? Lei ci sente? Ci sente adesso? A tratti. A tratti, peccato, oggi non è molto facile la comunicazione. Dunque, per chi viene nel centro La Vela, GAP La Vela, il training qual è? Cosa accade poi? Ci spiega un poco, anche per dare notizie a chi fosse interessato. Intanto buonasera a tutti. Sì, capisco la domanda e mi riallaccio esattamente a quello che già è stato anticipato dalle mie colleghe, dalla dottoressa Spinelli e dalla dottoressa Mariella Ferrara, nel senso che una volta che noi abbiamo fatto l'identikit del paziente attraverso tutta una serie di assessment specializzati e previsti per l'individuazione sia della patologia specifica del GAP sia per eventuali patologie collaterali, chiaramente all'interno del centro Latera si inizia un percorso terapeutico effettuato in seguito alla descrizione dettagliata di un piano di trattamento individuale. Piano di trattamento individuale che viene caratterizzato da diversi colloqui, sia di natura psicoterapica che di natura psichiatrica, nonché anche con colloqui di natura sociale. Perché ovviamente, come è chiaro e già stato in qualche modo accennato, il disturbo determina un collasso, una rottura con la rete sociale anche con gli affetti più cari, proprio con la famiglia di origine spesso e volentieri, si formano conflitti di coppia, ci sono sentimenti di espulsione, di marginalizzazione, per cui bisogna assolutamente intervenire su tutti questi livelli, terapia di coppia, terapia individuale, terapia familiare. Come procediamo? Innanzitutto andiamo a verificare quali sono gli elementi presenti per quanto riguarda la motivazione, quindi i colloqui motivazionali del soggetto. A questo proposito, mi scusi dottore, la interrompo un momento perché c'è un nostro telespettatore che dice fare sistema contro questo fenomeno e soprattutto, per esempio, il nostro telespettatore ci dice chiedo assistenza anche legale per sovraindebitamento. La dottoressa Mouret diceva appunto che all'interno del vostro centro c'è anche un legale, perché spesso le due cose vanno insieme, poi si viene travolti anche, e questo poi pesa anche ulteriormente sulla patologia, cioè poi il fatto che insomma si sta male, no? Con anche caricati da questi problemi anche economici. Sicuramente, come hanno accennato anche i miei colleghi, noi ci prendiamo cura e vogliamo sapere, dobbiamo entrare nel merito anche dell'indebitamento, perché attraverso una consulenza, come diceva la dottoressa Mouret, della ristrutturazione del debito, cerchiamo di venire incontro anche a quelle che sono le esigenze contingenti che si sono nel frattempo create nell'arco di tempo. Teniamo conto che questa patologia, essendo così subdola, è socialmente accettata come il gioco, come del resto è la compravendita di giochi, come sono illecito il calcio scommesse, come sono illecite le lotterie, procedono a volte avanti negli anni, per tanti anni, nel senso che c'è proprio un comportamento consolidato. Ecco che viene meno da parte dei soggetti una rottura con l'elemento della realtà, però quando entrano pian pianino in qualche modo in consapevolezza, cominciano a mentire a se stessi prima di tutto e poi lo cominciano a fare anche ai familiari, quali scoprono soltanto dopo un lungo lasso di tempo. E c'è un buco economico. Purtroppo il nostro tempo sta per scadere. Io chiedevo una battuta finale alla dottoressa Spinelli. Insomma, abbiamo capito da questi vostri interventi che è molto complesso e difficile anche, no, affrontare e uscire, però nello stesso tempo ci sono gli strumenti per poterlo fare.
Sì, ci sono gli strumenti e anche alcune statistiche ci dimostrano come chi ha intrapreso un percorso riabilitativo ce l'ha fatta. Bene. Quindi a volte chiedere aiuto è il primo modo per uscire fuori da questa maledetta trappola. Assolutamente. Dottoressa Murè, chiedo a lei anche una battuta finale, non la vedo più, si è distratta, dottoressa? No, scusi, lei si è ho qui. staccato il telefono che stava squillando. No, le chiedevo semplicemente, lei è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dunque forse coordina un po' tutto quello che è le attività e soprattutto questa attività nel suo Dipartimento, dunque anche una maggiore responsabilità. Una battuta finale ce la vuole dare? Cosa vuole dire a proposito appunto dell'intervento che state iniziando a fare? So che appunto è da pochissimo, quindi è tutto in divenire, no? È un percorso che deve essere anche rodato. È tutto in divenire. Io so soltanto che noi tutti ci abbiamo messo e ci continuiamo a mettere la nostra voglia di fare e di utilizzare tutte le risorse che ci vengono date nell'esclusivo interesse dell'utente che si rivolge in tutti i nostri servizi, non solo in quello delle dipendenze. E volevo dire al signore che aveva scritto che ci sono diverse associazioni anche a Catania che si occupano degli OCC, quindi dell'organismo di composizione della crisi, e che se lui si rivolge al suo SERD di appartenenza, sicuramente il SERD di appartenenza, oltre che valutare se ha necessità di un percorso in un centro specifico, potremmo indirizzarlo in uno di questi centri di OCC. Benissimo, chiaro, grazie a tutti i miei ospiti, grazie a chi ci ha seguito, alla prossima. Grazie a voi, una buona serata. Alla prossima.